sulla tangenziale di Messina, siamo proprio sopra lo stadio dei 40.000. Tra poco passeremo, questa è la zona dei mulini, dove ci sono i mulini della città. Tra poco passeremo allo svincolo, la barriera dei mestieri. La campagna è piena di agrumeti e aranceti che ormai non si raccolgono più. La vegetazione è fitta, cresce verde nei posti più, anche sul cemento direttamente per strada. Questa è tutta opera di rimboschimento che l'autostrada ha fatto un taglio abbastanza imponente nel panorama del paesaggio. Vedremo ora in che stato si trovano i torrenti. Per lo svincolo dei mestieri. Questo è il torrente che pochi giorni fa è invaso l'autostrada facendo un fiume fino alla barriera che fra poco attraverseranno. Il torrente si è incanalato sulla strada, sulla corsia lato mare e ha fatto un fiume praticamente, costringendo alla chiusura dell'autostrada. Ecco, anche qua un altro torrente invaso dalle pietre. Qui disgraziatamente il folto è ancora abbastanza coltivato, quindi ecco qui ovviamente non cede perché è ben coltivato. Queste colline sono altissime, quindi l'acqua precipita in modo repentino sull'autostrada e sulla riviera in generale. Poi c'è un altro torrente. Questo colmo di detriti ancora scorre sull'acqua. Questo è l'impianto di purificazione dell'acqua, delle acque reflue.
c'è un altro torrente pieno, stracolmo di terra. C'è una strada molto ripida, pure questa piena di terra. E qui comincia la galleria. Che qua un torrentello pieno di fango e di ferro. Qui si procede su una corsia, questa galleria si procede solo su una corsia perché sono lavori. Qui si vede un torrente dove siamo stati impillati. Sta impigliati gli arci e tutto scorre correttamente sotto il ponte. E anche se non stati fatti i lavori di impigliamento funziona tutto sotto il ponte, scorre là, sotto il ponte dell'autostrada. I lavori di impigliamento con la muratura messa delle pietre messe dentro sacchi di rete metallica. Anche qui questo torrentello è un video. Siamo stati degli argini addirittura di costruzioni di cemento armato per far rallentare la discesa dell'acqua. Qui è stato proprio costruito l'argine lungo tutto il fiume. Alcuni giorni fa i responsabili hanno dichiarato che dove sono stati fatti i viaggi, dove sono stati fatti i lavori non è successo niente, invece dove nei paesi in cui non si è intervenuto si sono registrati danni e ulteriori allagamenti e anche accumulo di fango e di detriti. Quindi dove sono intervenuti con i lavori la situazione è tranquilla, invece dove
danni sono nei nuovi paesi che prima non erano stati interessati dagli eventi atmosferici.